Semperi, lei in più di un'occasione ha menzionato Enzo Aiello. Sì. Può dire alla Corte chi è esattamente Enzo Aiello? Enzo Aiello è E che ruolo ricopre nell'ambito dell'organizzazione? Sì, è un uomo d'onore e il cassiere della mafia. Lei l'ha conosciuto personalmente Enzo Aiello? Sì. Può dire in che anno l'ha conosciuto? L'ho conosciuto molti anni fa, che lui gestiva anche la latitanza di Santa Paola e spesse volte veniva nella scuderia a Mascalucia, anche nel 85-84. In che senso gestiva la latitanza di Santa Paola? Lui l'aveva nascosto lui. Dove? Dove non mi ricordo i punti precisi, però tipo nell'84 già sapevo dove era Santa Paola, ma ancora prima lui gestiva questa latitanza. E questo come le è noto? Perché veniva lui nella scuderia a parlare con Piero, a parlare di Nitto, eccetera. Quindi in che anno sarebbe avvenuto questo? Ma ancora prima dell'84. Quindi prima che lei divenisse uomo d'onore? Sì. E che gestisse la latitanza del Santa Paola, come le è noto? Se ne parlava in quella circostanza, qualcuno glielo disse? Sì, veniva a Mascalucia per i problemi proprio di Santa Paola e a sistemare, tipo se c'era bisogno l'aiuto di Piero in qualche cosa, lui veniva da Piero per risolvere il problema assieme. Senta, cosa fa esattamente il cassiere? Il cassiere è quello che gestisce tutto il denaro, le entrate e le uscite dell'organizzazione. Può specificare quali sono tutte le entrate, le uscite? Le entrate sono quelle, in particolare le estorsioni. Poi? Poi gli appalti, tutto questo è i soldi che per me sono sempre di estorsione dei costruttori, questo. Senta, vi era che lei sappia una percentuale per... Sì, c'è un... A cosa è ricollegato questo ronzio che si Forse è un computer, Presidente. Ah, è una stampante, Presidente, la nostra stampante. Procediamo. Per quanto riguarda gli appalti, vi era un criterio per la richiesta del denaro, che lei sappia? No, Una percentuale, sui costruttori? Dica lei, non lo so. Sì, una volta si parlava di 1 milione al vano di facilità dei costruttori, poi passò al 5%, la percentuale. In che epoca? Epoca quando si parlava di 1 milione al vano, 86, 85. E il 5%? Dopo un po' di anni, dopo 3-4 anni si passò al 5%. Quindi il 5% su quale importo? L'hai fatturato, diciamo, sul guadagno. Senta, questi criteri chi li aveva stabiliti? Santa Paola. Come lei sa che il Santa Paola ebbe a fissare questi criteri? Perché poi si girò sta voce che i costruttori, che anche io portai, fece, sistemare un'estorsione su un costruttore. Chi era? Era Carmeni, questo si chiamava. Come? Carmeni, ma un piccolo costruttore di Mascalucia, che appunto... Dove costruiva? Sulla zona di Mascalucia. E che cosa costruiva? E questo faceva piccoli, palazzetti, non erano proprio palmeri, però era un piccolo costruttore abbastanza, E allora riuscì, perché era piccolo, riuscì a farle fare solo lo stipendio, non a vano o a percentuale. Perché allora già c'era sta legge di fargli uscire 1 milione a vano, questo era così piccolo che non riusciva,
e poi si è sfruttato anche per, diciamo, case personali, eccetera. E questo rapporto l'ha curato personalmente lei? Però poi diciamo che lo stipendio se lo gestiva Pippo Grazioso. In che senso? Che lui portava lo stipendio a Grazioso e se lo gestiva Grazioso, Giuseppe. E poi questo denaro veniva consegnato all'Aiello? Cioè in che senso? Com'è che arrivavano i soldi all'Aiello? Allora, l'Aiello arrivavano non nel livello del milione delle 500.000 lire, l'Aiello arrivavano grosse somme, su tipo città mercato, sulle quote che doveva pagare città mercato andavano alla cassa da Aiello, gestita da Aiello. A me una volta per esempio mi sono serviti dei soldi per pagare il funerale e la tomba di Giuseppe Pogoana e Aiello mi mandò, mi ricordo, dei soldi anche per la moglie, per dire. E questa come uscita chiaramente? Questa? Come uscita di spesa, diciamo? Sì, che era lui che doveva fare le entrate e le uscite, in pratica era lui che le gestiva. Senta, lei sa se l'Aiello ha avuto altri ruoli, altre incombenze nell'ambito dell'organizzazione? Aiello era molto vicino a Eugenio Galea. In che senso era vicino a Eugenio Galea? Diciamo, nel senso, posso dire, come potevo essere io con Ipocoana, facevano coppia, diciamo, fissa, avevamo delle società assieme, uno di verdura, non mi ricordo come si chiama, gestivano una società di verdura, assieme a Santa Paola. Non ho capito, sapere, può ripetere? Sì, gestivano una società di verdure assieme a Santa Paola, Eugenio e Enzaello. In che epoca questo? Ma questo fino a quando io iniziai a collaborare c'erano queste società. Io poi ho avuto anche dei problemi in quanto io e Piero Puglisi e Tuccio gestivamo quella società con la frutta e diciamo che il Tuccio mi avvisò di lasciare perdere questa cosa perché già loro erano nel campo, nel settore di frutta e verdura e fra di noi non si poteva fare questa concorrenza, diciamo. Infatti l'abbiamo lasciata per la società della frutta. Lei invece la società l'aveva con Di Prima Sì. e con chi? Tuccio e Piero Puglisi. Tuccio e Piero Puglisi. Sa se poi l'Aiello avesse rapporti con altri, in particolare componenti delle organizzazioni? Sì, diciamo che si incontrava con tutti, non è che... Lei ha parlato di Eugenio Galea come una delle persone più vicine Sì, all'Aiello. sempre assieme. E il Galea che ruolo aveva nell'organizzazione? Rappresentante provinciale. Lui andava spesso fuori e portava le ambasciate e le risposte. E chi altri aveva questi compiti nell'ambito dell'organizzazione? Di questi ognuno aveva il suo compito, diciamo, fisso, tipo Eugenio. Il Galea era solo a svolgere questo compito? Sì, in particolare sì. Sa se fosse collaborato da qualcheduno per queste incombenze? No, non lo so. Senta, lei ha mai commesso reati con Enzo Aiello? No. Lei ha parlato poi delle uscite dalla cassa. Solitamente per quali ragioni doveva uscire del denaro la cassa? Quando servivano per i funerali, per avvocati, per tutte queste cose. Tipo ogni anno, ogni fine anno, per Natale si dividevano circa 10 milioni a testa, il Carletto e Addoicolano si facevano trovare nelle solite nostre riunioni con un sacco di soldi e ognuno davano 10 milioni, per dire, questi venivano dalla cassa. Queste cose. Senta, lei sa se vi fossero rapporti fra le famiglie palermitane e quelle catanesi?
Sì, certo. Come lo sa? Questi li gestiva Eugenio Galea. Solo I lui li rapporti. gestiva? Diciamo i rapporti continui per fissare incontri o spiegare cose assieme. Sa chi partecipava a questi incontri? No, non ci andavo mai e non lo so. Lei sa se altre persone della famiglia catanese avessero rapporti con i palermitani in queste occasioni? Non credo, a parte la famiglia Santa Paola, l'organizzazione Santa Paola, non penso. No, sto facendo riferimento proprio a membri dell'organizzazione del Santa Paola. Sì, Santa Lei ha Paola. menzionato Galea che teneva questo tipo di rapporti. Sì, poi ci andava anche Piero spesso a Palermo. Piero Puglisi si lamentava di me perché quando lui doveva andare a Palermo, per esempio, io non c'ero mai presente. E a volte si doveva portare un suo cugino, non essendo uomo d'onore, in pratica, si trovava sempre un po' in difficoltà. E lui diciamo che mi rimproverava questa cosa, che io non ero mai presente in questi casi. E oltre il Piero Puglisi, lei sa se ve ne fossero altri? No. Lei fino a che epoca ha avuto modo di incontrare in stato di libertà Lenzo Aiello? L'ultima volta l'ho incontrato nel tribunale di Catania, che io avevo un processo di Panarello e lui aveva una causa per un assegno, mi ricordo un assegno rubato o qualcosa del genere. E tutti e due eravamo nella stessa aula. E lei ha avuto mai rapporti diretti con l'Aiello per fatti attinenti all'organizzazione? No, assieme diciamo che ci incontravamo, spesse volte però non abbiamo fatto niente. Lei sa se l'Aiello avesse parenti che facessero in qualche modo parte dell'organizzazione? No. Giuseppe Aiello lo conosce? No. Alfio Aiello? No, neanche. Alecci Antonino? Ciandolino dovrebbe essere il ragazzo del gruppo di Campanella, che gestisce macchinette e videogiochi. Lei lo conosce personalmente questa persona? Sì, questo sì. In che epoca l'ha conosciuta? L'ho conosciuto tra l'88 e l'89. Quando ha detto? 88-89. Poi lui fu arrestato per una rapina in via Tennea. E appartiene da Lecci a qualche organizzazione malavitosa? Gruppo Campanella. E oltre, sa se si occupasse di altro oltre quello di cui ha detto? No. Lei ha mai commesso reati con la Lecce Antonino? No. Abbiamo
Ci siamo frequentati nel periodo della guerra con i Ferrera. Lui veniva appunto assieme a Carletto per andare a ammazzare, diciamo, questi Ferrera. Dove si recava? In quel periodo ci vedevamo spesso nel villaggio Dusmet, in casa, una volta in casa di Giovanni Di Stefano, nella suocera, nella casa di Enzo Foti, in questi posti. In che anni si è avuta la guerra con i Ferrera, Sampedri? Nell'89, diciamo. Le ragioni della guerra le conosce? Oddio, quello che ne so io è che questi ragazzi, i fratelli Francesco e Salvuccio, facevano di testa proprio, cosa che Santa Paola voleva che devono stare, diciamo, alle loro ordini, quindi questi facevano sempre di testa sua. E così so che si iniziò questa guerra, perché questi fratelli volevano fare tutto per conto suo. Senta, lei sa se vi sono state vittime in questa guerra? Sì, abbastanza. E ne può menzionare alcune specificando a chi appartenessero queste vittime? Sì, uno iniziò con uno di San Berillo e Nello Colombrida iniziò. Nello Colombrida apparteneva a qualche organizzazione? Ferrera, non abbastanza buono dei Ferrera. Iniziò da lui e poi si è aperto il taglio perché ci fu un morto della nostra parte, un certo Enzo Turco chiamato, non mi ricordo il cognome, di Picanello, il gruppo di Carletto Campanella, e così poi si è aperto il taglio. E senta, lei ha avuto un ruolo diretto in questa guerra? Sì, sì. Di cosa si è occupato esattamente? Io gestii un gruppo di fuoco nella zona di Costa Dipendenza per ammazzare uno dei fratelli Testa, al basista che poi fu ammazzato un secondo tempo e altri. E che altri? Se può indicare i nomi delle vittime. Uno l'ho fatto proprio io assieme a Giovanni Arena, Francesco Crisafulli, Giuseppe Popoana, Maurizio Romeo l'abbiamo ammazzato ad Aci Castello. Ricorda qual era la base? Lei ha parlato di più luoghi a Picanello, o comunque nella zona adoperati da voi durante questa guerra. In occasione dell'omicidio di Maurizio Romeo, ricorda se vi fu qualche luogo adoperato come base? Sì, la base era il caseificio di Duccio. E allora si cercava sto Maurizio Romeo perché diciamo che faceva un po' paura a tutti, perché era uno dei più, diciamo, agguerriti che ci cercava, veramente con la pistola addosso. E allora si era saputo che questo girava in moto e avevamo anche la targa tutti quanti quasi, ognuno aveva la targa in tasca di questo Romeo della moto. Questa moto l'abbiamo intercettata io assieme a Ipocoana nella zona di... Vabbè, non occorre che mi racconti le modalità dell'omicidio, mi interessava. E quindi ci siamo organizzati perché era vicino il caseificio di Tuccio, la sua abitazione. Ma il Tuccio ebbe un ruolo in questa vicenda? Tuccio sì, ci ha dato il fucile, Tuccio certe volte è sceso anche con noi per ammazzarlo, ci sono stati momenti che lui non usciva di casa, fin quando poi uscì e Tuccio si trovava nel caseificio e in macchina mi sono trovato io, Crisafulli che guidava e Giuseppe Popoana dietro con la pistola e io davanti col fucile. Giovanni Arena davanti a casa sua di questo qua ci ha dato il via che era uscito, noi eravamo un po' in collina e con le radioline ci ha detto che era uscito e così noi siamo scesi per colpirlo.
L'abbiamo colpito zona di Aci Castello, vicino alla caserma dei Carabinieri. Chi ha sparato materialmente? A sparare sono stato io col fucile. Senta, lei conosce o ha conosciuto Alioto Francesco? Sì. Gestore del ristorante Costa Azzurra. In che epoca l'ho conosciuta? L'ho conosciuto molti anni fa, che frequentava questo locale Salvuccio Marchese, e così l'ho conosciuto, diciamo, più che ci andavo spesso volte a mangiare assieme a Salvuccio. Lei sa se l'Alioto avesse rapporti con l'organizzazione del Santa Paola? Credo amicizia, non rapporti, diciamo, poi per rapporti si possono anche trasformare i rapporti anche persone vittime dell'organizzazione, perché le ripeto, un Alioto se un Santa Paola le manda a dire di fargli una cortesia non lo può dire, se no è finito di lavorare, è finita la sua vita, e quindi non lo so se E poi senta, si è attivato in qualche cosa che io non so. quindi non le è noto? No. E senta, sa se l'Alioto gestisse altri locali oltre, o avesse la proprietà di altri locali oltre della Costa Azzurra? Mi sembra che ha anche la Racchetta assieme a Orofino, mi sembra che era socio nella Racchetta. E lei si è mai recato alla Racchetta? Nella Racchetta noi facevamo riunioni anche nel periodo della guerra dei Ferrera, ci incontravamo spesso nell'ufficio di Orofino. E l'Orofino sapeva chi eravate? Sì, certo. A che ora si tenevano queste riunioni solitamente? Ma di mattina. Ma il locale era aperto al pubblico? Sì, noi ci mettavamo nell'ufficio e facevamo le riunioni proprio nell'ufficio. Certe volte la tenda dove lui ha fatto una tenda dove si faceva il reparto pizzeria, il ristorante, era chiusa di mattina presto e ci mettavamo anche là a volte. Senta Samperi, lei girava armato solitamente? No, solo in casi di guerra. Lei si è mai recato armato in occasione di queste riunioni alla Racchetta? Non mi ricordo, può darsi di sì perché in quel periodo avevamo la guerra con i Ferrera. Ricorda se altri che ebbero a prendere parte alle riunioni fossero armati? Ma non tutti comunque, qualcuno cercava di non rischiare, altri sì. Chi ricorda che ad esempio si era recato armato alla Racchetta? Ma magari non è che gli ho visto la pistola, oppure si capiva tipo un Natale di Raimondo aveva questo pallino di camminare armato, l'aveva. Oppure lui soffrì anche del beneficio che lui aveva un ragazzo vicino che poi fu ammazzato sempre nella guerra con i Ferrera, che fu ammazzato nel corso di indipendenza, mi sembra nell'abitazione di questo, che questo ragazzo aveva il portaarmi, e allora lui se lo portava vicino in quanto la pistola la teneva a volte anche nel Natale di Raimondo. E il nome non lo ricorda di questa persona? Non mi sto ricordando. Comunque Natale aveva anche doveva andare a timbrare il cartellino, sembra che aveva una sorveglianza, e ci andava addirittura con questo ragazzo col portaarmi appunto fino dentro i Carabinieri. Senta, può indicare i nomi delle persone che ebbero a prendere parte alle riunioni lì alla Racchetta? Eravamo sempre i soliti. Se li può menzionare, sapete? Da Decolano a Campanella, a Marcello D'Agata, Avola, io, Tuccio, Piero Puglisi, Nino Pulvirente, sempre questi eravamo sempre i soliti. A Salvatore Pappalardo, a Natale di Raimondo. Senta Samperi, lei ricorda qualche fatto specifico di cui si ebbe a parlare o che si ebbe a decidere lì alla Racchetta? In occasione di quelle riunioni? No, non mi ricordo di preciso. In quel periodo comunque si parlava di questa guerra per i Ferrera, come colpirle, come farle, dove si vedevano in giro, dove si studiava tutta questa guerra, che è durata qualche mese. Senta,
Che lei sappia, il Lioto era consapevole dell'esistenza di queste riunioni lì alla Racchetta? Guardi, quando ci andavo io in queste riunioni lui non c'era, Orofino sì. Se lo diceva Orofino, dopo non lo so, se lo sapeva, non lo so. Lei l'ha mai visto la Lioto alla Racchetta? No, Fino a che tempo ha frequentato la Racchetta? ma la Racchetta la frequentavo fino al 90, 91 la frequentavo. Lei con la Lioto che tipo di rapporti ha avuto? C'erano solo amicizia e basta. Una volta avevamo la cabina vicina nel Lido, nella scogliera, non mi sto ricordando come si chiama, e giocavamo a carte assieme, niente di particolare, solo un'amicizia così. Sapperi, che lei sappia, si sono mai tenute riunioni alla Costa Azzurra invece? No, io non ne ho mai fatte o non lo so. Salvuccio si incontrava con qualcuno, con qualche forestiero a volte, però non so di preciso. Come lo sa che Salvuccio chi intende? Salvuccio prima era il rappresentante provinciale. Fino a che tempo? Ma fino a 86, 87 ancora lui era, mi sembra, rappresentante provinciale. Poi passò a Eugenio Galea, 88, mi sembra ancora era rappresentante provinciale, non mi ricordo di preciso. E quando dice si incontrava con qualcuno di fuori, cosa intende Sì, dire? perché spesse volte io andavo da Salvuccio e lui mi accennava che aspettava persone di fuori, arrivavano persone e parlavano con lui di fuori. Lei ha mai conosciuto qualcuna di queste persone? No, io una volta sono stato con Salvuccio nella zona di Canicattì a trovare un capo mandamento di là, però una persona molto anziana, non mi ricordo ora come si chiama. Lui In quale luogo, scusi? Canicattì, zona Gattanissetta. Sì. Lei ha mai conosciuto Amato Salvatore? Amato Salvatore, sì, Amato, sì. Sì, l'ho conosciuto. Sa se appartiene o meno a qualche organizzazione? Sì, sembra il gruppo Santa Paola. Quando l'ha conosciuto, lo ricorda? L'ho conosciuto in certe occasioni, ma non frequenti, che ci vedevamo frequenti. Lui gestiva il gruppo col cognato, con Salvatore Santa Paola. Lui abitava zona via della Concordia. Io l'avevo contro nelle corse clandestine di cavalli, lo vedevo di più in queste occasioni, diciamo. Ci incontravamo la domenica mattina quando si correva, o durante qualche volta lo incontravo con cognato o con qualcuno. Senta, lei in svariati dibattimenti in cui è stato esaminato ha fatto riferimento alle squadre che componevano, o i gruppi che componevano l'organizzazione del Malpassoto e del Santa Paola. Le volevo chiedere, lei sa se l'Amato fosse inserito in qualche squadra, in qualche gruppo in particolare? Se non mi ricordo male, il gruppo di Alfio Fichera, Giovanni Tropea, il rifornimento a Bowling, se non mi ricordo male. Senta, lei ha avuto modo mai di discutere con l'Amato di fatti attinenti alla vostra organizzazione? No. Lei ha mai saputo di reati consumati dall'Amato Salvatore? No. E del ruolo invece dell'Amato nell'ambito dell'organizzazione? Ti posso dire che non era ben visto l'Amato nell'organizzazione, perché c'è stata una volta una storia, il fratello si è messo con la parte opposta, non era, diciamo, ben affidabile nell'organizzazione, quindi non tanto, diciamo, aveva carica, diciamo, per attivare bene.
A Perisanto lo conosce? Mio cognato. Sa se la Peri fosse inserito in qualche organizzazione malavitosa? La Perisanto, quando l'ho conosciuto io, faceva parte di Ferrera. Poi passò, non mi passò. Assieme a Di Mauro Mario. Lei ha mai commesso reati con la Peri? Sì. Io ho fatto anche un omicidio assieme. Quale omicidio? Quello di Amato, detto il biondo. Senta, di cos'altro si occupava Il mio cognato. la Peri? La Peri si occupava di tutto, faceva le rapine, la droga, tutto. Per quanto riguarda la droga? Sì. Lui c'è stato un periodo che si è messo lui, suo fratello, Di Mauro Mario, e si prendevano la droga per conto suo. Come ha detto l'ultimo nome? Di Mauro Mario. Mario Di Mauro. E chi è questa persona? Questo era un altro ragazzo che io ho conosciuto, che quando l'ho conosciuto io faceva parte anche lui di Ferrera, assieme a Franco Lombardo, che poi morì, questo fu ammazzato. Senta, lei per quanto riguarda la droga e gli stupefacenti ha avuto rapporti con la Perisanto? Sì, Può indicare in che epoca e in che occasioni? all'epoca gliela davo spesso la droga a Perisanto, ma dall'89, 90, prima, gliela davo spesso la droga. Senta, può spiegare alla Corte com'era strutturato il mercato degli stupefacenti? Il mercato era strutturato, il monopolio ce l'aveva Mangione Francesco e lui diciamo che gestiva tutto il rapporto della droga, In che senso gestiva tutto il rapporto con la droga? che la maggior parte di noi si doveva rifornire da lui. Questo chi l'aveva stabilito? L'aveva stabilito lui che si doveva rifornire da lui e parte lo facevano, parte lo facevano a metà, in quanto se lui in quel momento trattava droga un po' scadente, e allora si faceva in modo di prendere un pochino da lui e fargli capire che uno consumava la sua droga e poi magari io andavo a comprare nelle Calabrie, per esempio. Senta, e questo diciamo è per le grosse forniture. C'erano altre persone che si occupavano della fornitura delle sostanze stupefacenti nell'ambito dell'organizzazione del Ma Santo lui, Paolo? il Mangione aveva vicino a Pippo Beddo. Più forte, Samperi. Sì? Parli un po' più forte. Lui aveva vicino a un certo strano Giuseppe, detto di Pubeddo, il fratello Maro Ducu. Questi erano quelli che gli curavano i rapporti con l'estero per la droga. Ve n'erano altri nell'ambito dell'organizzazione? Poi quelli che gliela gestivano, diciamo, come venderla, lui aveva Sant'Ono Cito, che era fisso in piazza Galatea, dove lui là faceva gli appuntamenti per vendere la droga. Senta Samperi, lei dovrebbe spiegare, se chiaramente esiste, il criterio attraverso il quale veniva gestito tutto il traffico, da chi
Infatti, era possibile rifornirsi, da chi era possibile poi comprare lo stupefacente, se vi erano ripartizioni di quote, se chiaramente esisteva, e chi erano tutti gli interessati a questo mercato nell'ambito dell'organizzazione. Gli interessati la droga la vendevano tutti nell'organizzazione, tutti in generale, tranne qualche gruppo magari che forse non mi risulta. Specifichi, tipo innanzitutto gruppo, chi sono le persone che si occupavano, o i gruppi o le tipo persone che si gruppo, occupavano di stupefacenti nell'ambito dell'organizzazione. il gruppo D'Agata per esempio non mi risulta che vendessero droga, e forse che era l'unico gruppo che non vendeva droga, e quello era di più specializzato nelle rapine, in questa cosa. Poi tutti i gruppi vendevano droga. E se quindi può menzionare con i capigruppo o se eventualmente si occupavano di stupefacenti. Si iniziava tipo dal Mangion, che arrivavano sempre delle grosse quantità di droga, e da me tipo veniva il fratello Pippo a dirmi: senti, è arrivata della buona cocaina, e compravo, così come facesse Campanella, come facesse Gruppo Lineri Cosentino, Piero Puglisi, tutti diciamo. Se ne ricorda altri le menzioni, Samperi? Ma altri, in particolare diciamo che tutti, non è che qualcuno, a parte quel gruppo di D'Agata, la droga la vendevano tutti. Senta Samperi, ma chiunque poteva comprare dal Mangion o dal gruppo di Mangion? No, chiunque no, ma dal Carmelo Monzù, stando a Cito, ci poteva andare chiunque, ma a livello che il Pippo Mangion veniva da me, diciamo che il rapporto era diverso. Il Di Stefano Angelo, ho fatto un paragone, andava anche dal Monzù a comprare, per dire. Quindi... Ecco, chi poteva comprare direttamente dal Mangion? Dal Mangion quelli diciamo più intimi. Deve menzionare i nomi, Samperi, non c'è Sì, niente di da scontato. me a Piero Puglisi, a Campanella. I nomi, Samperi, delle persone. Campanella Carletto, Piero Puglisi, io, questi eravamo diciamo quelli più. Chi altri nell'ambito dell'organizzazione? Ma altri... credo tutti, comunque, potevano comprare e darle... come li posso spiegare? Il punto è questo, Samperi, che si procede per un'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, quindi se eventualmente Presidente, esiste scusa, una struttura o qualcosa scusa, dobbiamo... Presidente, sono l'avvocato di Giorgio. Ritengo che non mi pare che sia opportuno che si metta a conoscenza delle ragioni per le quali si pongono le domande. Ritengo che comunque la domanda, cioè In effetti è una cosa poco nota, è stata già posta. ma se spieghiamo le ragioni per le quali poniamo le domande, suggestioniamo in qualche misura le risposte. E dico, è una notizia sì, segreta in effetti. È una mia valutazione, non credo. Non dimentichi che il Samperi era imputato in questo processo. Prego? Non dimentichi che il Samperi era imputato in questo processo. Era imputato. Altrove E anche troverà risposto. le ragioni della sua difesa, ma non in questo. Non è una ragione che giustifica comunque la puntualizzazione. C'è obiezione, Presidente. Sì, va bene, ma dico, la domanda è posta e quindi E quindi non va più posto perché la suggestione ha operato. Cioè, in che senso avrebbe operato la suggestione? io non vedo qual era la domanda, però non ricordo. Cioè è stato fatto, chiesto- lei non dimentichi, è stata fatta una raccomandazione, non dimentichi che stiamo procedendo per l'associazione. Il signor Pubblico Ministero ha fatto La delle domanda domande qual era? specifiche sugli stupefacenti e poi... Era la domanda qual era? Signor Presidente, le chiedo scusa, se mi consente, non è un problema di qual è la domanda. Qual è, scusi? Sospendiamo l'esame e chiudiamo sull'argomento? No, Allora, Presidente, se mi consente un attimo. Prego. Dico, erano state poste antecedentemente a questo invito o raccomandazione del pubblico ministero determinate domande in ordine alla violazione dell'articolo 74, al quale il collaborante aveva dato le sue risposte. Data appunto questa premessa, noi riteniamo che per intanto sull'argomento non si possa più andare avanti, dato il carattere suggestivo, e poi si riprenderà dopo, è chiaro. Almeno questo per quanto... non lo posso condividere. Andiamo, procediamo. Faccia la domanda il pubblico ministero. Allora, Samperi, lei ha premesso che quasi tutti si occupavano di droga nell'ambito dell'organizzazione. È così o no? Sì. Allora, le chiedo, Santa Paola Benedetto, che lei sappia, si occupava di stupefacenti? Guardi, riguardando Santa Paola posso dire questo: io andavo spesse volte a Varese, nella zona di Varese, a trovare a Torri Basetta,
e ci andavo spesso volte con Piero Puglisi o con il mio cognato Cancagnolo, dove si andavano a prendere dei soldi che Basetta mandava delle quote a Catania, dove queste quote venivano suddivise tra Santa Paola, Mangion, Mappassotto, Piero Puglisi e Cancagnolo. Questo lo posso dire. Che tipo di droga vendeva il... Basetta vendeva tutto, dall'eroina, cocaina, queste erano le basi. Lei quante volte si è recato dal Basetta? Di preciso non me lo ricordo, ma spesse volte. E le ragioni per le quali si è recato al Basetta? Ma ci andavo con Piero Puglisi o con mio cognato. E le ragioni erano queste, di andare a prendere questi soldi e scendere a Catania. Lei ha mai comprato stupefacente dal Basetta? No, di quella roba io ne soffrì anche, che diciamo che la prendeva allora il Piero, il Carmelo Cancagnolo, e io ne prendevo parte di questa roba e me la vendevo per conto mio. Fino a quando ha avuto rapporti, si è occupato di questo? Ma questo, Con cioè questo suo recarsi a Milano? All'86 ci andavo. Fino a quando? Fino all'86. E di volta in volta il denaro che percepivate quant'era? Insomma, comunque erano grosse somme, ma non mi ricordo di preciso. Approssimativamente se le... Erano dei pacchi, dei soldi messi, non mi ricordo la somma circa quanto potevano essere. E poi chi le Anche consigliava... perché non ero interessato, diciamo, a quei soldi, non dovevano andare a me, quindi non avevo l'interesse di sapere quant'erano. E chi materialmente provvedeva poi alla consegna del denaro Piero ai diretti Puglisi. interessati? Il Piero Puglisi. Senta, lei poi ha menzionato il Mangion che deteneva, così ha detto, una situazione di monopolio. Scusi dottore, in questa occasione il Basetta regala 2 macchine, una a Piero Puglisi e una a Carmelo Cancagnolo. A Piero Puglisi regala una Maserati comprata nella zona di Varese e a Cancagnolo una Saab Turbo. Quale la Saab la intesto io e l'abbiamo scesa a Catania. In che anno questo? Su per giù sempre in quella data. 86? Sì, 85-86. Lei ha menzionato il Mangion dicendo che deteneva una situazione di monopolio. Sì. Lei sa se per quella situazione di monopolio relativa agli stupefacenti vi fossero rapporti fra il Santa Paola e il Mangion? Non lo so, ma credo che la quota a Santa Paola gliela dava, che il Mangion non si arricchiva da solo, diciamo. Ercolano Aldo, che lei sappia, ha avuto mai interessi nel traffico degli stupefacenti? Che io sappia no. Lei ha menzionato, chiedo scusa, sul discorso delle ripartizioni di quote lei non sa se vi fossero quote destinate all'Ercolano? No, non lo so. Una volta siamo andati sempre da Basetta perché ha avuto fatto un agguato a casa e siamo saliti per aiuto a Basetta. In che anno? Sempre in quell'epoca stiamo parlando, perché ci sono andato spesso in quei 2 anni. Ha menzionato il Mangion Giuseppe. Sì. Qual era, diciamo, di cosa si occupava specificamente il Mangion Giuseppe? Immagino che stupefacenti si occupava. Ecco, e qual era il ruolo del Mangion in questo Il ruolo gruppo? era che lui gestiva sta droga con il Carmelo Monzù, Sant'Onofrio Carmelo. Quando io avevo bisogno della droga, diciamo, abbastanza elevata, mi rivolgevo a lui anche per trattare il prezzo. Che giustamente il Monzù, Sant'Onofrio aveva la legge di dire tu la devi vendere a 100.000 lire, magari io dal Pippo Mangio non riuscivo a prenderla a 90.000 lire. E quindi a volte diciamo che trattava con Pippo Mangio. E che tipo di stupefacenti trattava col Ma in piccolo? particolare la cocaina.
Ricorda in che arco temporale ha avuto rapporti con... Guardi, gli ultimi 2 chili di cocaina me li ha fatti consegnare dal Monzù verso il 91 circa. Chi provvedeva, quando aveva rapporti con Giuseppe Mangion, provvedeva personalmente il Mangion a consegnare lo stupefacente? No, il Carmelo Sant'Onofrio. Solo il Carmelo Sant'Onofrio? Sì, c'era anche i fratelli Strano che gestivano, solo che di più i fratelli Strano si occupavano del reparto droga, diciamo, leggera, nel fumo, l'hashish, queste cose. Il Monzù nell'eroina e cocaina. E quando sono iniziati questi rapporti con il Mangion? Una volta il Monzù era senza, il Pippo Strano ne aveva a disposizione mezzo chilo e me l'ha data di cocaina. La mandai a prendere nel rifornimento vicino alla sua abitazione a Canalicchio con Edoardo Cutispot. Allora non ho compreso bene, gli Strano, Giuseppe e Mario trattavano solo droga leggera? No, trattavano anche la droga, però in particolare loro era quella, gestire il reparto, diciamo, hashish e erba, questo. E infatti una volta siamo stati a casa sua dal Marodocco assieme a Piero, dove c'erano dei sacchi di hashish posteggiati dei garage, cantine o cose del genere, che era arrivato da poco, diciamo, e Piero interessava a prendere un po' di questo fumo. Senta, acquistata lo stupefacente, lei come provvedeva alla vendita, allo smercio? Io poi la rivendevo ai miei vari clienti. Chi erano i suoi vari clienti? Ma ce n'erano dall'Angelo Di Stefano ce n'erano tanti. Di più li gestiva Ipocoana Giuseppe, diciamo, come prima persona, se la sbrigava lui con tutti i clienti, parte di Picanello, se la gestiva lui. E lei operava nell'ambito del suo gruppo per lo smercio della sostanza stupefacente, nel senso che incaricava qualcuno o provvedeva lei direttamente? Per smerciarla? Sì. No, ci pensavano i ragazzi che avevamo vicino. Ma di volta in volta in che quantitativi veniva smerciato? Per esempio 1 chilo di cocaina e magari la tenevo 2 giorni a casa da Giuseppe Pocoana e in quei 2 giorni si buttava fuori, diciamo, a chi 100, a chi 200, a chi 300 grammi, che poi si tagliava e si aumentava anche di quantità. Stavamo parlando poc'anzi di Aperi. Forse aveva già risposto, non lo ricordo esattamente, Samperi. In che arco temporale ha avuto rapporti per gli stupefacenti con Aperi? Tra l'89 e il 90 già Aperi gli davo la droga per spacciarla. Ma l'Aperi questa attività la faceva per suo conto? Sì. Cioè, non ho capito, per conto di chi? Sì, per conto suo, se la gestiva con suo fratello, con Mario Di Mauro, avevano i suoi clienti, se la vendevano per conto suo. Certo, non erano grossi spacciatori, ma i suoi clienti le avevano, diciamo che 200 grammi a settimana la uscivano. E senta, l'Aperi, oltre lei, che lei sappia, aveva altri fornitori? Sì, andava da Piero Puglisi a rifornirsi, o da Campanella, andava ovunque. Lei ha conosciuto una persona soprannominata Usalaro? Sì, Francesco. Sa il cognome?
Non mi interviene in questo momento. Non mi viene in mente questo. Sa se questa persona sia o meno inserita in qualche Sembra organizzazione? sia arcidiacono comunque. Questo il salario era molto vicino a Ercolano. In che senso molto vicino? Questo gestiva un'attività di soldi a prestito, diciamo, una finanziaria in piazza Michelangelo, e lui dava soldi con questa finanziaria A chi dava i soldi? ai clienti che ci andavano, le persone. Faceva, diciamo, un genere di usura un più pulita. In che senso usura più pulita? Perché faceva anche dell'usura, diciamo, a parte la finanziaria, e in più la faceva anche in privato, alla grande. Cosa ha detto? Scusi, non ho sentito. Faceva anche dell'usura in privato, a parte l'agenzia, anche in privato. Lei ha mai saputo di persone che avevano avuto rapporti con l'arcidiacono proprio per l'usura? Guarda, c'è stato un periodo che lui veniva quasi tutti i giorni da Tuccio Salvatore, in caseificio, a cercare un palermitano che era amico di Tuccio e che lui gli aveva dato una grossa somma e che questo palermitano ritardava a rimborsare. E quindi Tuccio aveva questo problema tra il Salaro e questo palermitano. Lei sa come si chiama la società, o si chiamava la società gestita dall'arcidiacono? No, Mentre il luogo forse l'aveva detto, o ricordo male. piazza Michelangelo. Zona piazza Michelangelo, mi ricordo il punto. Senta, lei ha menzionato Spampinato Giuseppe. Sa se fra l'arcidiacono Francesco e lo Spampinato Giuseppe vi fossero rapporti? No, non lo so. Sì. Senta, lei ha detto che Usalaro, che l'arcidiacono era vicino all'Aldo Ercolano. Sì. Questo cosa vuol dire? Cioè, vi era o no un rapporto con l'organizzazione del Santa Sì, Paola? certo che c'era. In che senso? Lo vuole Presidente, spiegare? anche se non sono riuscito a proporre immediata opposizione, la pregherei di rilevare che tuttavia adesso, e per quello che riguarda la utilizzazione, c'è la ferma e netta opposizione. Vuole spiegare, Samperi? Sì, lui faceva parte dell'organizzazione. La Corte ha detto che ha preso atto, avvocato. Sì, ma non ha deciso sull'opposizione. La domanda era stata posta, la risposta non era stata data. E allora perché presumo dice che sia- intempestiva, scusa? Perché dice che intempestiva l'opposizione? Così- No, ho fatto così ho dopo, sentito. un poco dopo che è stata fatta la domanda, la risposta non era stata fornita. La Corte non ha ancora Allora, deciso. allora, scusate, la domanda il pubblico La ministero qual è domanda la era, domanda? Praticamente il pubblico ministero aveva testualmente detto, premesso che il Samperi aveva dichiarato che l'arcidiacono era vicino ad Aldo Ercolano, chiedevo che lei sappia, vi erano o no rapporti con l'organizzazione? Questa è la domanda che ha generato... ecco, posso intervenire, Presidente? Sì, certo, Anche se sembrerebbe letterariamente spiegabile l'opposizione. La domanda era stata proprio se fosse o meno, aveva detto Samperi vicino ad Ercolano.
L'induzione, la domanda successiva all'organizzazione per me è induttiva di suggerimento e in questo senso c'è la mia opposizione. È la sequenza delle domande che comporta la inammissibilità, poi la Corte decida come crede. Appunto, non si condivide questa sua opinione, avvocato. Si rigetta l'opposizione. Può rispondere. Quindi l'arcidiacono stava molto vicino a Addo in quanto secondo me l'Eccolano se lo gestiva. Presidente, le chiedo scusa, in questo momento il teste ha detto secondo me, vuole rilevarlo la Corte e dirgli di non esprimere giudizi? Grazie. Questa è la domanda successiva, può proseguire. Se lo gestiva anche per gestirsi dei soldi con l'agenzia finanziaria. Samperi, questo lei come lo sa? Lo so perché si notava che avevano troppo interesse, che Aldo si curava il franco arcidiacono su certi rapporti, tipo su quella persona che lui, il palermitano, doveva dare dei soldi. L'Ercolano interveniva spesse volte su questa cosa e quindi che si capiva che c'era dell'interesse. Poi non l'ho mai visto. Presidente, rinnovo un'altra volta, il si capiva è un apprezzamento del teste. Prego la Corte di rilevarlo e di invitarlo a esprimere conoscenze, a riferire di conoscenze, di fatti e non di giudizi. Allora, il discorso è questo, signor Samperi, se lei ha elementi da offrire in risposta a quello che sta No, elementi non c'erano, questo è quello che io Presidente, prendiamo atto dei rilievi. Stavo riferendo, chiedo scusa Presidente, stavo riferendo ad un episodio che a suo avviso denotava questo e stava No, rappresentando signor Presidente, ha detto si capiva, questo è già. Si capiva. In questo modo stiamo facendo confusione. Ha fatto sulla grossa cifra che il Francesco doveva avere da un palermitano. C'è stato anche l'intervento da Ercolano per sollecitare il Tuccio di farsi dare questa somma a Francesco, di questo palermitano. Tutto qua, non è che. Vabbè. noi ci siamo svegliati al torpore in cui versavamo. Vorrei sentire esattamente perché non ho percepito l'intervento del Procuratore della Repubblica. Ho detto ci siamo svegliati al torpore in cui versavamo, avvocato. Lei era intorpidito? L'italiano... Buon risveglio. La ringrazio, avvocato. Allora, signor Samperi, quando è stata l'ultima volta in cui ha visto il signor Arcidiacono in stato di libertà? L'ultima volta l'ho visto nell'autoscuola di Orofino sul 91. Ricorda la ragione o l'occasione per la quale... Sì, lui si stava prendendo la patente per il motoscafo. Arena Giovanni, lo conosce? Sì. Sa se l'Arena appartenga o meno a qualche organizzazione malavitosa? Sì, Arena faceva parte del mio gruppo. Che ruolo aveva l'Arena nell'ambito del suo gruppo? Arena non era uomo d'onore, era un ragazzo, stipendiato. Stiamo parlando di Arena Giovanni? Sì, stipendiato dall'organizzazione. E il suo lavoro era fare quello che io in particolare le dicevo di fare. Lei ha fatto reati con l'Arena Giovanni? Sì. Può indicare quali? Dall'omicidio di Romeo alla standa, incendiare le stande, a vendere la droga, a fare delle rapine. Ricorda qualche episodio in particolare allora, oltre a quello menzionato? Sì, uno abbiamo fatto l'omicidio che già avevo spiegato del Romeo, dove lui si mise con la sua macchina, con una Polo rossa, per guardare quando usciva il Romeo, con la ratolina che noi avevamo nella macchina rubata, in una Fiat, dove ero io, Crisafulli Francesco alle guide e Ipocoana dietro. E lui poi ci ha dato il via per colpire
che era uscito il Romeo. Ci ha dato la direzione e noi siamo scesi, che eravamo un po' in collina, siamo scesi, l'abbiamo incrociato sulla strada per andare verso Cannizzaro, da Aci Castello Cannizzaro, e l'abbiamo colpito quasi nella curva dopo i carabinieri. Senta, lei sa se fra il Natale di Raimondo e l'Arena Giovanni vi fossero rapporti? L'Arena andava a riscuotere lo stipendio da Natale di Raimondo. E questo aveva un significato? No, lo andava a riscuotere là, come a me lo mandava a D'Agata, non è che io facesse parte del gruppo di D'Agata, non aveva nessun significato, diciamo che lo stipendio glielo dava Natale di Raimondo. A me lo mandava a D'Agata. Senta, lei stamattina nel corso del suo esame ha fatto menzione al suo ruolo di responsabile di un gruppo di fuoco. Sì. Chi erano i componenti di questo gruppo di fuoco? Allora, eravamo io, Ipogoana, Salvatore Santapaola. Salvatore Santapaola chi? Il cugino di Benedetto Santapaola. Ha qualche soprannome? Sì, ce l'ha, in questo momento non mi sovviene. Chi altri allora poi faceva parte di questo gruppo di fuoco, se ve ne erano altri? Da Pinuccio Di Leo, Franco Cagazza, Crisafulli, Giovanni Cambria, eravamo in tanti. Eravamo appoggio in una casa a Corso Indipendenza, in una casa dal nipote di Rocco Di Paola. Giovanni si chiamava questo ragazzo. E da lì via radio si faceva sta guerra, sti Ferera. Senta, e l'incarico da chi le era stato dato? Da Aldo Ercolano e Campanella. Aldo Ercolano ci gestiva via radio e si appoggiava spesse volte nella casa di Ricciardello, Nino, Antonino Ricciardello e cognato di Mangio Francesco, che abitava nella piazza quasi alla fine del Corso Indipendenza. E lui da lì ci gestiva via radio per sapere. Presidente, mi scusi, sono libero. È stracciato il processo contro Ricciardello, quindi si può bloccare il collaborante sul punto. Perché stiamo parlando della posizione di... No, stava approfondendo il riferimento a Ricciardello Antonino. No, non stavo approfondendo. Stavo parlando di Arena Giovanni. Di Aldo Ercolano, eccetera. Si parlava del gruppo di fuoco perché di Arena Giovanni. Bene, allora con la posizione in particolare del... Senta, Sapperi, la posizione va accolta. Senta, Sapperi, ne ricorda altri componenti di questo gruppo di fuoco? C'era un certo Carmelo che è morto, ho letto sul giornale che è morto incapettato. Carmelo, ora mi sto ricordando il cognome, che era quello che stava in una casa chiuso dalla mattina alla sera per guardare gli spostamenti del Carmelo, detto basista, e altri ragazzi che stavano assieme a lui. E sempre con la radiolina lui ci avvisava quando questi uscivano e noi facevamo partire subito le moto per andare a colpire. Senta, Samperi, quando è stato sentito dal pubblico ministero in data 23 settembre 93... Scusi, signor pubblico ministero, chiede chi sono i componenti del gruppo di fuoco gestito da Samperi, le pare la domanda, è così? Sì. Bene, qual è il verbale che sta leggendo, per favore? Lo stavo appena menzionando. Sì, le dispiace, grazie. Quando ha reso dichiarazioni al pubblico ministero in data 23 settembre 1993 alle ore 12:10, lei ebbe così a dichiarare: Presidente, mi scusi, è una lettura o una contestazione? È una contestazione, avvocato. A che riguarda sapere gli altri componenti eventualmente, scusi? Prima la faccio. Perché poi... questa sua insistenza riguarda eventuali altri componenti, quello che sta per leggere riguarda gli eventuali altri componenti, scusi.
o altri. Così la Corte ne è a conoscenza. Se lei insiste sugli altri componenti o riguarda qualche altra circostanza. Posso fare la contestazione cortesemente? Ma se riguarda gli altri componenti, pregherei, signor Presidente, che non si Il facesse... Ministero può procedere. Allora, ho detto comandava un gruppo di fuoco composto anche da Salvatore Santapaola, cugino di Nitto e cognato di Salvatore, Amato, Cambria Giovanni, Ipocoana, Giovanni Arena. Per quell'occasione sto parlando io, per quell'occasione della guerra con i Ferrera. Sì, Samperi, nel senso che lei menziona anche il Giovanni Arena come componente di questo gruppo di fuoco. Sì. Ora, non l'aveva menzionato, quindi le chiedo, vi faceva parte? Sì. Certo. Lui proprio era vicino a me, al mio gruppo. Cerchiamo di astenerci dai commenti. Com'è? Senta, lei stamattina ha parlato lei stamattina ha parlato della vicenda di Città Mercato. E ha parlato di una serie di atti di intimidazione. Sì. Può ricordare, se ve ne erano, o comunque se lei ne ha ricordo, quali sono le persone che hanno compiuto questi atti di intimidazione? Di che io mi ricordo c'era Crisofurli Francesco, Pocoana e Arena. Arena, assieme a Tuccio, sono andati a guardare in faccia, diciamo, il responsabile che si doveva prendere, in quanto il Tuccio ce lo portò a Città Mercato e farglielo guardare in faccia. Come le è noto questo, Samperi? Perché Arena faceva parte del mio gruppo, quindi quella cosa la vivevo in ogni caso assieme a Tuccio. Rispetto all'incendio del Sigros, quando è avvenuto questo episodio? Al Città Mercato? L'incendio? Dottore, l'incendio di Città Mercato stiamo parlando? Sì, questo episodio rispetto all'incendio Città Mercato riesce a collocarlo nel tempo? Dopo un mesetto, credo un mesetto. Senta, lei ha conosciuto, sentito parlare di un tale Giuseppe Giordano? Giuseppe Giordano è un ragazzo che noi abbiamo avuto, diciamo, il compito di ammazzarlo. È stato ammazzato? Non mi dico, erano due fratelli, uno è morto in una sparatoria avvenuta alla piazza Piazza del Fortino Vecchio, mi sembra che si chiama, non mi sto ricordando. Il fratello fu colpito da ipocoana e non morì in quell'occasione, ma mi sembra che restò paralitico. E senta, in occasione di questo secondo episodio, può indicare quali erano le persone che se ne sono occupate? Signor Presidente, c'è opposizione, la domanda è suggestiva. Sotto questo profilo non rilevo
che Sì, ci sia per suggestione. intanto- Il discorso che però stanno chiedendo C'è chi c'è? di indicare Qui bisogna sapere. un'azione omicidiaria, gli autori di un omicidio. Mi pare che questa è la domanda. Di un tentato omicidio. O di un tentato omicidio, e non mi pare che possa trovare ingresso in questo modo la domanda, al di fuori di una contestazione in questo processo. Senta, lei ha parlato della... Lei conosce Alberto Cilona? Sì. Sa se il Cilona appartenesse o meno a qualche organizzazione malavitosa? E Ferrera? Lei ha parlato della guerra con i Ferrera. Sì. C'è opposizione, Cilona non è imputato in questo procedimento. Avvocato, il fatto che Cilona non sia imputato nel processo mi dica lei sotto quale profilo dovrebbe portare a un'inammissibilità della domanda, se stiamo noi trattando di un'associazione che si avvale dell'intimidazione sino alle estreme conseguenze, almeno nell'imputazione c'è scritto, le estreme conseguenze sono quelle degli omicidi, cioè dei delitti contro la persona. Presidente, l'opposizione sta nel fatto che viene chiesto a quale organizzazione appartenesse e se apparteneva a organizzazioni malavitose il Cilona. Sì, bene, allora potrei invitare anche il pubblico ministero a porla diversamente, ma la sostanza rimane uguale, si rigetta l'opposizione, perché la sostanza rimane la stessa, può procedere il pubblico ministero. Sapperi, il Cilona appartiene, che lei sappia, a qualche organizzazione e ha risposto. Sì. Nella guerra con i Ferrera, lei ricorda se il Cilona fu oggetto di attenzione? Sì, Cilona doveva morire. Chi se ne doveva occupare? Io assieme a Tuccio, Giovanni Arena, Edoardo Cutispoto, Franco Crisafulli, Mimmo Vasta e Ipocovana Giuseppe. Senta, Sapperi, che lei sappia, i Giordano, che lei ha menzionato poc'anzi, hanno qualche soprannome? Ammuttapotti o qualcosa del genere, se non mi ricordo male. Lei sa le ragioni per le quali dovevano morire Giordano? Guardi, il primo che è morto in piazza nel Fottino Vecchio, come si chiama, è morto per una rapina fatta alla Scavolini, un premio della Scavolini. Come si chiama? No, Scavolini, della ditta di traslochi, non mi sto ricordando come si chiama questo nome. Questa ditta aveva, in che rapporti era con l'organizzazione? E pagava, della Bartolini, la ditta. E quindi c'è stato il nostro interessamento, in quanto sapevamo di sicuro che questo gruppo di ragazzi avevano fatto questa rapina e loro si nascondevano dicendo che non erano stati loro. Quando dice vostro interessamento, cosa intende Samperi? Non sono interessarci chi era che faceva queste rapine, perché il fatto che la Bartolini era protetta dall'organizzazione Santa Paola era saputa, quindi... Ma lei si è mai occupato di questa vicenda? No, personalmente no, però tipo il primo Ercolano ci diceva che quando si doveva fare dei lavori sui camion di stare attenti, tipo la Gondrad, come si chiama, un'altra ditta che era protetta da noi, di stare attenti e di non prendere questi camion. Per esempio. E chi quindi si doveva occupare di attenzionare i fratelli Giordano? Il gruppo che si è sbrigata, diciamo, questa cosa è stato Alfio Fighiera assieme a Giovanni Tropea e altri. Li può ricordare gli altri? In questo momento non mi sto ricordando altro. Santo Battaglia c'era e qualcun altro che non mi sto ricordando. In quell'occasione morì questo qua, questo dei fratelli Giordano, ci fu ferito qualcun altro. Senta, ma l'Ipocoana a quale gruppo apparteneva? Al mio. E come mai ebbe a partecipare a quell'azione? Allora, quell'azione è successo questo, che
questo fratello che fu ferito da Ipocoana chiedeva vendetta verso il fratello. Più vicino al microfono. E allora si è stato detto di eliminare questo fratello perché chiedeva la vendetta. No, mi chiedevo come mai l'Ipocoana partecipa a quell'azione appartenendo all'azione del ferito stesso, Ipocoana. Sì. Ha partecipato, sì. Sì, perché Ma la curò il suo gruppo questo? Sì, l'incarico l'ho avuto io assieme al mio gruppo di eliminare questo fratello di Giordano. E lei a chi ha dato incarico? E allora, le stavo spiegando questo, che il giorno prima che successe questa sparatoria, noi ci eravamo messi là per ammazzare questo. Questo quel pomeriggio che di solito stava sempre in un punto fisso a parlare con degli amici, non si è trovato. E allora si era rinviato all'indomani. L'indomani noi la sera, tutti i giovedì, andavamo a giocare al campo a pallone. La sera ci stiamo lasciando al campo dove la stessa sera invece questi ragazzi, Giovanni Arena, Tovardo Cotispoto, Ipocoana Giuseppe e Mimmo Vasta, prendono l'iniziativa di andare a ammazzare questo per farmi una sorpresa, diciamo. Questo mi disse Giovanni Arena, perché io gli dissi: ma perché siete andati a farlo se l'appuntamento era per l'indomani? E lui mi disse appunto che mi volevano fare una sorpresa. E allora hanno preso questa iniziativa di andare a ammazzare questo, e è successo che Ipocoana, raccontato da Giovanni Arena e Tovardo, che è sceso per andare a ammazzare questo se ne accorge, scappa, lo rincorre e ha consumato tutti i colpi. Nel frattempo questo cade a terra e l'Ipocoana ritorna in macchina per prendersi un'altra pistola, va per finirlo e gli arrivano dei colpi di pistola non capendo da dove. Quindi questo racconto gliel'ha fatto poi Giovanni Arena? Sì, perché poi lui arrivò in macchina, l'Ipocoana ferito, che lui mi diceva Giovanni Arena era convinto che l'avevano preso in un braccio, invece avrà detto 3 parole ed è morto in macchina, e l'hanno lasciato davanti all'ospedale Cannizzaro. Conosce Arena Mario? No, non mi ricordo. Assinnato Domenico lo conosce? No. Assinnata Salvatore? No, non mi ricordo di conoscere. Lei ha indicato Avola Maurizio. Quando l'ha conosciuto Avola Maurizio? Ma Avola Maurizio l'ho conosciuto molti anni fa. Non mi ricordo di preciso come l'ho conosciuto, ma me l'hanno presentato. Lei ha commesso reati con Avola Maurizio? Sì, abbiamo fatto un omicidio e una rapina. Qual è l'omicidio e qual è la rapina? L'omicidio è Foti Vincenzo. La rapina? La rapina è una banca che si trova tra il Corso Sicilia e la via Ventimiglia, fa d'angolo, una banca popolare, non mi sto ricordando di preciso come si chiama. Conosce Barbagallo Martino? No. Barcella Salvatore? Sei poliziotto. Quando l'ha conosciuto? L'ho conosciuto in questa occasione di questa rapina compiuta al Banco di Sicilia di piazza Locatelli, se non mi sbaglio si chiama. Comunque una piazza che taglia la via Ventimiglia. L'ho conosciuto in questa occasione dove questi bloccano, dopo il lavoro, bloccano Vasta Domenico nella traversa vicino all'abitazione del metronotte e del Guino Giuseppe, che era sotto il nostro bassista, bloccano il Vasta che si doveva fare il cambio di macchina là, e le prendono i borsoni, lo aprono, vedono che ci sono i soldi, una pistola, lo richiudono, si fanno dare il documento di Vasta e gli dicono di vedersi alle 5, se mi ricordo male, del pomeriggio in
a Picanello, piazza Duca di Camastra. In questa occasione poi me l'ha presentato Aula e Marcello D'Agata nell'Aggi per il rifornimento. In che anno si è verificato questo? Questo è successo tra il 90 e il 91. 90 mi sembra, non mi ricordo male. Ha avuto occasioni di vederlo in altre volte? No, poi lo vedevo spesso al rifornimento da Marcello D'Agata. Senta, sa se il Barcella fosse o meno inserito in organizzazioni malavitose? Poi capii, all'inizio non sapevo niente, poi capii che era uno che proprio come se faceva parte al gruppo di Marcello D'Agata. Perché Marcello me lo disse chiaro che era un amico nostro, quando si dice un amico nostro, in quello cerco nostro vuol dire un amico, a tutti gli effetti. Senta, lei ha mai commesso reati con il Barcella? No, E ha mai saputo di reati o del ruolo esatto ricoperto dal Barcella nell'ambito dell'organizzazione? no. Quando è stata l'ultima volta che ha visto il Barcella in stato di libertà? È stato in quel periodo che è successo questo fatto, basta, io non frequentavo tanto quel motel, diciamo, quindi addirittura lo stipendio Marcello me lo mandava con Coco Carmelo e neanche io andavo là a prendermelo. Battaglia Santo lo conosce? Sì. Sa se appartiene a qualche organizzazione? Sì, Santo Battaglia fu fatto uomo d'onore, mi fu presentato al campo Ulisse da Maurizio Avola. Sa quando è stato fatto uomo d'onore? Credo tra il 90 e il 91, se non mi ricordo male. E invece quando le fu presentato? Sì, eravamo là come data, diciamo. Lei ha commesso reati con il Santo Battaglia? No, assieme no. Sa che ruolo ricoprisse il Battaglia Santo all'interno dell'organizzazione? Il ruolo Santo Battaglia era come me, un soldato, diciamo, non aveva carichi, diciamo, di responsabilità, la mia stessa carica, diciamo, un soldato con i suoi ragazzi, questo. E lui, diciamo che faceva di staffetta tra Montepo, ma di più stava nel rifornimento del Buring, questa era, diciamo, la sua zona, assieme a Alfio Fichiera. Apparteneva a qualche gruppo? Sì, il gruppo era questo: Alfio Fichiera, Santo Battaglia, Giovanni Tropea, Salvatore Santapaola, questo era Angelo Santapaola, Francesco Santapaola e i cugini di Santapaola, Benedetto. Dove operava questo gruppo? A Buring, nel rifornimento che c'era centrale tra, diciamo, la playa e l'aeroporto. Lei ha avuto modo mai di discutere col Santo Battaglia di fatti attinenti alla vostra organizzazione? Ma se non mi ricordo male, una volta sono venuti lui assieme a Giovanni Tropea e Alfio Fichiera, che si doveva ammazzare uno che gestiva cavalli, il clan Cappello, che ora non mi sto ricordando il nome, un duplice omicidio fatto in un paese di Palagonia, mi sembra. E che loro si informavano se io dovevo sapere, cercare di sapere dove questi potevano essere, perché mentre che io facevo parte di questo ambiente di cavalli, questo anche, il soprannome era Cioccolata, il nome non me lo sto ricordando, di sapere in pratica dove si potevano prendere. E poi questi furono ammazzati a Palagonia. Si tratta di un duplice omicidio? Sì.
E lei se ne occupò poi del... Sì, io cercai di sapere dove potevano essere questi... Ma lo seppe poi? No, la domenica specialmente si cercava di prenderli nelle corse, ma questo, quel periodo diciamo che sono morti, non si faceva vivo. Senta, lei ha conosciuto un certo Diddio? Diddio, un giocatore di calcio ho conosciuto Diddio, che giocava a calcio Catania. Un certo Celano l'ha conosciuto? Non mi ricordo. Il timore di dimenticarmi qualche cosa per questo dobbiamo pigliare posizione per posizione. Senta, lei ha conosciuto Battaglia Salvatore? No. Blancato Giuseppe l'ha mai conosciuto? Può ripetere per favore, dottore? Blancato Giuseppe. No. Senta, lei quando è stata l'ultima volta che è stato durante la latitanza è andato a trovare il Santa Paola Benedetto? È stato dalla metà di settembre dopo che è morto Ipoguana, del 91 mi sembra. Sì. Ipoguana è morto l'11, il 10 se non mi ricordo male, verso il 13 di precisione, dopo un po' di giorni comunque. Era lui da Grasso a Mascalucia. Nelle occasioni in cui lei andava a trovare il Santa Paola, ricorda se erano presenti anche altre persone, nel caso di menzionarle? Sì, incontravo spesse volte Enzo Santa Paola, Aldo Colano, incontravo spesso. Senta, conosce Boninelli Carmelo? Politirenti? Boninelli Carmelo? No. Nessuna persona con questo cognome? No, non mi sembra di conoscere. Bosco Mario? No, neanche. Campanella Alfio? Sì, Campanella Alfio, sì, cugino di Carletto Campanella. Quando l'ha conosciuto? L'ho conosciuto un po' di anni fa. L'ho conosciuto che stavo sempre vicino a Carletto, che lei gestiva la droga per consegnarla, cose che ha fatto personalmente con me per più di una volta. In che periodo? Ma tra 91 e 90, questo è il periodo. In che quantitativi ha acquistato lei? Io compravo da Carletto a mezzo chilo, a 300 grammi, questi erano a 200 grammi, dipende da quello che ne che sa. Senta, ma il Campanella Alfio la vendeva a titolo personale questo? No, era di Carletto Campanella la droga, lui faceva la consegna che mi dava spesse volte l'appuntamento in zona, prima di iniziare la via Nuova Luce. Sulla sinistra c'è un rifornimento e un resident grande che lui mi dà appuntamento là davanti. Di iniziare la via?
Prima di iniziare la via, scusi, non l'ho sentito, la via? Samperi ha detto qualche nome di via? Sì, prima di iniziare la via Nuova Luce, scendendo diciamo... Sì, va bene. Senta, e l'Alfio Campanella apparteneva a qualche organizzazione? Sicuramente era il gruppo Campanella, il gruppo di Carletto Campanella. E sa quali compiti avesse l'Alfio Campanella, oltre quello che lei ha menzionato? Poi stava dalla mattina alla sera nella torrefazione per fissare gli appuntamenti quando il Campanella non c'era. Questo faceva diciamo l'aiutante per fissare questi appuntamenti o tutte queste cose. Ma il Campanella riceveva presso la torrefazione? Anche, sì. Lei è stato a trovarlo lì presso la torrefazione? Quasi tutti i giorni. Dove riceveva? Direttamente su negli uffici. Aveva un ufficio suo il Campanella? No, gli uffici dello zio, del cugino, i stanzette, oppure direttamente dove si macinava il caffè. Una sera si aspettava anche Salvuccio Marchese che doveva passare di lì, e io a Decolano, Carletto Campanella e Salvatore Cristaldi fuori che si aspettava il Salvuccio Marchese per soffocarlo e ammazzarlo là dentro. In che epoca? Prima che morisse il Marchese, qualche mese prima. E chi era presente in quell'occasione? Io, Campanella, Carletto, Aldo Ercolano e Salvatore Cristaldi lo aspettavo fuori per portarlo dentro. Campanella chi? Carletto. Quella sera il Marchese non passò perché era abbastanza furbo e capiva, dava sempre delle basi sbagliate, diciamo. Non era facile prenderlo per il Marchese. E il luogo dove doveva essere consumato l'omicidio qual era? Dentro la torrefazione. Noi aspettavamo dove si macina il caffè proprio, dove sono i macchinari che fanno il caffè. E l'orario in cui vi trovate lì? Era sera intorno alle 7, 8, non mi ricordo di preciso, comunque già era quasi buio. Ma la torrefazione era aperta? Sì, la torrefazione era aperta, però non è che si doveva ammazzare dentro il punto vendita, il reparto macinazione, diciamo, che ancora è proprio a parte del punto vendita. Ma l'Orrei, i proprietari, i gestori della torrefazione erano a conoscenza di... No, assolutamente. E della vostra presenza? Sì, loro ci vedevano sempre, quando si arrivava si domandava se non c'era Alfio Campanella, allo zio o al cugino dire Carletto se era sopra, lo chiamavano, ci accompagnavano sopra negli uffici. Senta, ma il Campanella, che lei sappia, si occupava di qualcosa come attività lavorativa dentro quella torrefazione? Lui era ingaggiato come il direttore. Al di là dell'ingaggio, sa se svolgesse o meno qualche attività particolare, effettivamente? A parte chiaramente lecita? A parte la torrefazione? Sì, sì. No, per la torrefazione. Sì, lei ha detto che era ingaggiato... Sì, lui fu quello che incrementò la vendita del caffè Lorè. Dalla sua uscita dal carcere si vendeva ovunque il caffè Lorè. E tutti i fabbricanti, i venditori di caffè si lamentavano in quanto Lorè levava sempre clienti in continuazione. E ovunque si incominciavano a vedere tabelle del caffè Lorè in tutti i bar, in tutti i paesi. In tutti i posti. Senta, ma come sa che questo era legato all'attività, all'opera della Campanella? Lo so perché Campanella, anche scherzando, diceva queste cose, tipo che a Catania si deve vendere solo caffè Lorè, come il Tuccio diceva si deve vendere il formaggio solo Amalia, per dire. Si scherzava anche su queste cose.
cose che in effetti si verificavano, quando anche io personalmente portai dei clienti a Campanella per il caffè. Ma questo fu una presentazione, diciamo un'attività lecita? Sì, li portai a Campanella e quello si riforniva in un altro tipo di caffè che non mi ricordo chi era. Gli ho detto di rifornirsi dalla Re e così quello l'ha fatto. Diciamo che era una cosa che io facevo per rispetto a Campanella. Senta, ma questa attività di proselitismo fatta dalla Campanella, lei sa con che modalità veniva fatto? Perché può essere anche un'attività... Non veniva, diciamo, fatta con la minaccia, tu ti devi prendere il caffè per forza da me, se no io ti ammazzo, oppure... Bastava la presenza del Campanella che nessuno diceva di no, tutto qua. Perché bastava la presenza? Perché il Campanella era conosciuto come il dollaro a Catania, quindi sapevano chi era il Campanella, diciamo, che era uno di spicco nell'organizzazione. Senta, quando ha conosciuto lei il Campanella? Campanella l'ho conosciuto io nell'88, mentre ero in Sena Libertà. Mi fu presentato da Aldo Ercolano negli uffici del cognato Mangion Giuseppe.